Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, venerdì 19 dicembre. Partiamo dando un'occhiata ai quotidiani nazionali. Repubblica dedica l'apertura al dietrofront sulle pensioni e caos nella maggioranza. Salvini impone a Meloni la cancellazione della stretta sui riscatti di laurea. Dopo una notte di tensione il pacchetto di previdenza è stato stralciato dalla manovra. E qui vediamo un fotogramma invece dello sgombero della Scatasuna, rotto il patto con la città, ci sono state scene di guerriglia urbana e poi asset russi, trattativa a oltranza, anche se la trattativa poi si è conclusa nella notte. Corriere della Sera, partiamo proprio da qua, dal vertice dell'Unione Europea con questo doppio scontro, cioè gli aiuti all'Ucraina da una parte e l'utilizzo degli asset russi dall'altra, e poi vediamo qua invece il duello in aula sul DNA di Sempi. A sorpresa spunta Alberto Stasi, già condannato per questa vicenda. Il quotidiano La Stampa parte ancora con il Consiglio europeo che prevede appunto soldi oggi o sangue domani, e poi a Scatasuna lite sulla sicurezza, siamo ancora sul centro sociale sgomberato a Torino, mentre al centro pagina troviamo la tragedia di Matilde, travolta e uccisa a 20 anni in una folle gara tra due Porsche sulla Asti-Cuneo. Lo vedremo meglio all'interno. Intanto vediamo la trattativa sui beni russi. Si tratta oltranza, dicevo notizia superata perché la trattativa si è conclusa nella notte. È stato deciso un prestito di 90 miliardi all'Ucraina, un prestito regolare anche se a tasso zero, e non saranno utilizzati gli asset russi. Il Corriere ci spiega cosa sono questi asset russi, lo vediamo subito. Sono delle risorse che la Banca Centrale russa negli anni aveva accumulato come surplus dall'export e aveva depositato presso alcune banche di paesi europei, per esempio Austria, Francia e Germania. Nel 2022 le quote nell'Unione Europea valevano circa 200 miliardi di euro, senza contare quelle in Giappone e Gran Bretagna. Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, i paesi del G7 e dell'Unione Europea presero la decisione di congelarle e adesso si dovrà discutere se utilizzarle per finanziare la ricostruzione in Ucraina, ma così non è stato deciso, almeno per il momento. Dall'altra, sempre dando un'occhiata allo scenario internazionale, c'è questo storico accordo, così definito dallo stesso Israele, per la vendita di gas all'Egitto. Le parole sono trionfali, si va da accordo senza precedenti a storico. Il premier Netanyahu l'ha annunciato: ho provato il più grande accordo sul gas della storia di Israele. Si tratta di un'intesa da circa 30 miliardi di euro per la vendita di gas naturale all'Egitto, un patto a cui si lavorava da mesi, ma che era sempre slittato per i rapporti troppo tesi fra Egitto e Israele a causa delle vicende di Gaza e della Palestina. Intanto in Australia arriva un giro di vite dopo la strage di Sydney. Chi invoca l'antifada ora rischierà l'arresto e l'Australia annuncia leggi contro l'odio. Chi inneggia l'intifada rischia l'arresto, lo ha annunciato la polizia inglese, che ha fatto sapere che alle manifestazioni pro-PAL gli slogan e i cartelli che incitano ad una intifada globale saranno considerati come reati. È una svolta che fa seguito alla strage di Bondi Beach in Australia, dove due fanatici islamici hanno massacrato 15 ebrei che celebravano una festa ebraica. Torniamo in Italia con la manovra, muro della Lega, il governo stralcia la stretta sulle pensioni. In particolare è stata annullata la penalizzazione dei riscatti della laurea, che sono tra l'altro molto onerosi, ma non basta. Ciriani dice le norme spostate in un decreto la prossima settimana. La presa d'atto della spaccatura arriva a mezzanotte, stralciamo gran parte dell'emendamento, annuncia il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. La doppia stretta sulle pensioni finisce dunque fuori dalla manovra per mano della Lega, che per tutto il giorno ha picconato contro i muri del Ministero dell'Economia guidato da Giancarlo Giorgetti, tra l'altro leghista anche lui, ma mai così osteggiato dal suo partito. È lui il bersaglio dell'ira che a Palazzo Madama esplode quando 2 ore prima della resa del governo Claudio Borghi si affaccia dalla balaustra e dice: con un allungamento anche
formale dell'età pensionistica, noi quell'emendamento non lo votiamo. Minaccia rivolta proprio a Giorgetti, e così si blocca la manovra. E poi veniamo al caso del delitto Garlaschi. Spunta a sorpresa in questa udienza in cui si valutava il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, spunta Alberto Stasi, che riesce però a dribblare l'ira della famiglia di Gaga. Il legale del fratello della ragazza uccisa aveva infatti chiesto di allontanarlo, non ha diritto di stare qui, ma la giudice lo ha autorizzato a restare. E qui assistiamo ad una sorta di ribaltamento della prospettiva, come ci racconta la Stampa, che è l'ennesimo colpo di scena di questa vicenda giudiziaria che si presta a dividere il pubblico in due parti, come se si dovesse fare il tifo, da condannato, il biondino dagli occhi di ghiaccio, a grande accusatore. Con il tempo, scrive ancora in questa analisi, alla gente non importa più la verità, importa solo che il caso non finisca mai. C'è da dire che nel delitto di Garlasco, oltre all'ultima svolta di queste ore, non è mancato nulla. Il mistero dell'arma mai ritrovata, Stasi che viene assolto 2 volte prima di essere condannato, il ritrovamento del martello nel canale, il nuovo indagato, Sempio, amico del fratello e della famiglia della vittima. Il plot non ha fatto a meno neanche del processo, nel processo, visto che è stato indagato per corruzione l'ex procuratore di Pavia Vincenzo Venditti. Il tutto complicato da un bel po' di sottotrame ipotetiche, relazioni torbide, deviazioni sessuali, amicizie tossiche e una girandola di perizie e controperizie, prove occultate, perdute, poi ritrovate, la sonnolente vita di provincia che si trasforma in una sorta di vero e proprio inferno. E poi veniamo a questa tragedia, vittima una ragazza di 20 anni, Matilda, travolta mentre era in auto con la mamma da 2 Porsche. Si ipotizza una folle gara tra Porsche lanciata a 200 km all'ora. Si sfidavano a più di 200 all'ora con accelerate e sorpassi tra le altre auto. Erano sull'autostrada Asti-Cuneo, in un tratto rettilineo poco fuori dell'abitato di Asti. I 2 bolidi si sono trovati davanti a una Fiat 500. A bordo c'erano appunto Matilde, 20 anni, e la mamma concentrata alla guida. Stavano parlando del più e del meno, della giornata che la ragazza aveva trascorso dietro il bancone di un caffè a fare la barista, del Natale alle porte. Poi l'impatto, la mamma è rimasta ferita al volto e al costato, Matilde portata in coma in ospedale è morta dopo 5 giorni di ricovero. Mio marito e mio figlio, racconta la mamma, mi hanno convinto a donare i suoi organi, i medici mi hanno detto che salverà 15 persone. Se fosse confermata questa folle gara sarebbe davvero una vicenda assurda. E poi il blitz di Torino con lo sgombero forzato dell'Ascatasuna, operazione all'alba contro il centro sociale, murati gli ingressi, in serata gli autonomi cercano di rientrare ma vengono respinti con gli idranti. E ancora qua cosa è successo? Sassaiole, minacce, scontri di piazza, l'operazione dopo 70 giorni di assalti, disordini che hanno portato alle perquisizioni e alla chiusura della sede occupata ben 30 anni fa. E qui vediamo il presidio davanti alla sede del centro sociale allontanato con gli idranti. In alto un dettaglio dell'interno con una citazione di Silvio Berlusconi contro la magistratura. E questi erano gli interni. E poi vediamo una vicenda che ci riporta indietro nel tempo, al 1989, ricordate questa foto storica quando migliaia di studenti cinesi iniziarono a manifestare in piazza Tiananmen a Pechino per chiedere riforme politiche, poi l'esercito sedò la protesta, centinaia di studenti furono uccisi, eppure ci fu un generale che rifiutò di eseguire quest'ordine, lo vediamo qua. Lui fu processato, condannato a 5 anni, è morto qualche anno fa. La notizia è che proprio nei giorni scorsi è stato diffuso un video, il filmato integrale del processo, 6 ore di requisitoria, in cui lui alla domanda perché rifiutò di eseguire l'ordine e gli chiedono conto del suo rifiuto, l'imputato risponde: quando mi fu comunicato l'ordine spiegai che in caso di scontro con la folla non sarebbe stato possibile distinguere tra buoni e cattivi. Osservai che un comandante che avesse portato le truppe a Tiananmen sarebbe potuto
diventare un eroe forse, ma che se la situazione fosse stata gestita male, quel comandante sarebbe diventato un peccatore e un criminale davanti alla storia. E quest'uomo che vediamo qui con la tuta grigia del detenuto non è voluto diventare un peccatore, anche se la storia ha cercato di cancellare il suo nome. L'Osservatore Romano riprende il messaggio di Leone XIV per la giornata mondiale: apriamoci alla pace, no alle riarme. Ieri c'è stata anche la visita a sorpresa in Senato del Papa, che invoca il disarmo totale. La civiltà è in una spirale distruttiva, e questa è una sua dichiarazione nel rapporto fra cittadini e governanti, e si arriva a considerare una colpa il fatto che non ci si prepari abbastanza alla guerra. Abbiamo già letto la classifica dei paperoni italiani, sono 79, Ferrero, il re della Nutella ma non solo, rimane in testa, e poi vediamo invece il dizionario dei neologismi, le nuove parole che sono entrate nel linguaggio comune. Tra queste c'è il vannaccizzare, ricondurre qualcuno nell'alveo della linea politica del generale Vannacci. La qualunque non è di quest'anno, ma la dobbiamo al personaggio di Cetto la Qualunque, mentre quest'anno entra gli occhi spaccanti, occhi bellissimi, termine coniato da Raul Bova, che ha persino depositato il marchio, e poi Keybox, la cassetta di sicurezza portachiavi a combinazione per gli affitti brevi, ingiocabile, il nuovo aggettivo che indica un atleta o una squadra così forte che non ci si può giocare contro, imbattibile come tributo a Yannick Sinner. E poi la Maranza, giovane che fa parte di comitive o gruppi di strada chiassosi caratterizzati da atteggiamenti smargiassi e sguaiati e con la tendenza ad attaccare briga. E con questi neologismi che entrano a far parte del nostro uso durante tutto l'anno che si è appena concluso, ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la seconda parte. Bentrovati alla seconda parte della rassegna stampa dedicata all'informazione regionale. Partiamo dunque dal sito Sicilia Web, che ci dà conto della viaggio della Fiamma Olimpica ieri a Catania, attraversato con un percorso di 10 chilometri la città, ma ci sono stati quasi in finale scontri tra manifestanti pro palle e polizia. Andiamo a vedere un po' i dettagli. La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina ha sfilato a Catania, non accadeva da 65 anni, 2 come da programma le tappe nella zona etnea. Dopo la tappa di Nicolosi si è snodato il percorso a Catania. In via Etnea, davanti alla Villa Bellini, ci sono stati appunto momenti di tensione tra la polizia e un gruppo di manifestanti a sostegno del popolo palestinese che si oppongono alla partecipazione di Israele alle competizioni sportive. E questa appunto era la notizia. Poi il sequestro di articoli natalizi pericolosi, esplosione in un ristorante, 2 feriti gravi, illeso bimbo di 6 anni, e poi le torture a cui sono stati sottoposti delle persone originarie del Bangladesh da parte proprio di loro connazionali. Andiamo adesso a vedere i giornali. Partiamo dal quotidiano di Catania, La Sicilia, con la strage di Ravanusa, nessun colpevole dentro l'Italgas per l'esplosione che provocò 9 vittime, archiviata la posizione di 10 dirigenti. E poi sempre sul regionale, Ars Attack è il titolo, che gioca con gli scontri politici e quasi fisici, perché c'è stato uno scambio verbale molto forte tra il presidente dell'Assemblea regionale Galvagno e l'assessore. Risultato: intanto la manovra è in stallo. Andiamo avanti con la prima pagina del giornale di Sicilia, anche qui la manovra nel pantano, il titolo di apertura: oltre 100 articoli da votare su 134, probabile oggi lo stralcio, una situazione che un po' ricalca quella della manovra nazionale, sia super ZES e bonus edilizi. Andiamo ancora avanti, Gazzetta del Sud, la manovra si insabbia, tensioni nella maggioranza e nervi scoperti nel centrodestra. E poi qui troviamo invece la tragica fine di un barcellonese a Stromboli, un'altra morte sul lavoro, è morto un operaio 37enne che stava manovrando
manovrando un escavatore a giostra la frazione di Stromboli ed è precipitato nel vuoto. Ma andiamo adesso a vedere Repubblica Palermo, banchi vuoti, liti e norme riscritte, Fratelli d'Italia all'attacco degli alleati per le assenze in aula, scontro fra Galvagno e l'assessore Dagnino, sia al fondo per l'editoria, ma mancano ancora 100 articoli da approvare, a rischio il varo entro Natale. E poi qui, ma la vedremo meglio nel dettaglio, questa terribile storia di cronaca, un bimbo di 11 anni abusato, pensate, dai compagni della scuola, ragazzini delle medie, appena fuori da scuola. Siamo in un paese delle Madonie, in provincia di Palermo. E poi le polemiche sulla ruota panoramica in via Amari a Palermo, si trova di fronte al porto ma a ridosso delle abitazioni, con gli abitanti che protestano perché lo sguardo di chi sale sulla giostra arriva fin dentro le case, e vedremo cosa succede. Ma veniamo a questa storiaccia di questo bambino che oggi sarà ascoltato dalla procuratrice per i minorenni Caramanna alla presenza di uno psicologo per capire e approfondire quanto ha denunciato dai genitori a inizio settimana. La vittima va nella stessa scuola dei suoi aggressori, alcuni di loro sarebbero di qualche anno più grandi. L'aggressione è avvenuta fuori dall'istituto scolastico, ma sono in corso indagini per capire se anche all'interno della scuola ci siano stati in precedenza atti di violenza contro l'11enne. Un punto fermo è il racconto del ragazzino che appena tornato a casa ha confidato alla madre l'incubo appena vissuto e aveva evidenti segni delle violenze subite. E qua c'è appunto l'archiviazione per i dirigenti dell'Italgas per la strage di Ravanusa, una fuga di gas che provocò una tragedia con 9 vittime. Il GIP ha archiviato archivia dopo la richiesta della Procura di Agrigento. In pratica cosa successe? Si creò una bolla di gas per la perdita in una tubatura. Si era verificato un cedimento strutturale che aveva dato origine ad un'enorme bolla di gas. Tuttavia le indagini hanno accertato che l'opera risale ad un'epoca anteriore alla gestione diretta di Italgas e che non vi sono prove di interventi successivi che possano far risalire la responsabilità ai dirigenti attuali o a quelli in carica negli anni successivi. Restano sotto processo 2 persone, tra cui il direttore dei lavori. Tra le vittime c'era anche una donna incinta. E poi, sempre a proposito di fughe di gas, c'è stata un'esplosione anche a Portopalo, all'interno di un ristorante, colpiti 2 cugini presi in pieno. Sembra aver avuto la peggio la donna, che ha riportato danni alla milza e allo stomaco. L'altro ferito ha subito ustioni in varie parti del corpo ed è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Verifiche sono in corso per appurare l'esatta dinamica dell'incidente, che avrebbe potuto avere riscontri ben più gravi. Adesso si accertano se c'erano tutte le autorizzazioni del caso, perché il ristorante sarebbe dovuto essere stato inaugurato proprio ieri, un giorno dopo l'esplosione. Grazie al cielo la fuga di gas è avvenuta in un'area esterna al locale e questo ha evitato conseguenze anche peggiori. Nelle immediate vicinanze ci sono comunque vari esercizi commerciali. Pochi minuti prima erano transitati 3 ragazzi e poco distante, fra l'altro, era passata la fiamma olimpica. Quindi davvero una strage sfiorata. E poi la storiaccia che arriva da Vittoria Ragusa, dove 2 braccianti originari del Bangladesh sono stati arrestati e torturati per tutta la notte da 2 connazionali. Sognavano il lavoro della vita, hanno trovato orrore, perché questi connazionali chiedevano un riscatto di 20.000 euro alle famiglie, pagato dopo che hanno fatto sentire le urla di dolore subite da questi 2 malcapitati.
Sfratto di Natale, padre e figlio nel dramma. Vi abbiamo raccontato per primi questa storia del signor Massimo e del figlio sfrattati proprio sotto Natale perché devono lasciare la casa in cui abitavano da 20 anni. Lui negli ultimi anni si era occupato della moglie malata di cancro che è morta proprio un anno fa e quindi aveva trascurato il lavoro. Lo sfratto era incombente, poi è stato eseguito, ma nel frattempo è partita una generosa gara di solidarietà per aiutarli, sostenerli con soldi ma anche con varie sistemazioni, e vedremo oggi nel nostro telegiornale come si sono arrangiati nel frattempo padre e figlio. Un caso che non è unico perché l'isola è sempre più povera, pagare l'affitto è diventato sempre più un lusso. Secondo il report di Abitare, stipendi bassi e costi per la locazione si mescolano, rendendo sempre più difficile trovare una casa. In 23.000 attendono un alloggio popolare, il 30% del reddito viene destinato alla casa. In Sicilia quasi il 42% delle famiglie è a rischio povertà ed esclusione sociale, con oltre 23.000 domande che giacciono negli uffici comunali per ottenere un alloggio e il numero dei senza tetto che cresce. Vediamo le percentuali di abitazioni non occupate. A Messina sono oltre il 26%, a Catania oltre il 23%, a Palermo il 20%. Parliamo di abitazioni non occupate e quindi che rimangono chiuse in città dove tra l'altro scarseggiano le case di edilizia popolare e i posti letto per gli studenti fuori sede, mentre si fanno grandi affari con gli affitti brevi, soprattutto i cosiddetti grandi host, quelli cioè che gestiscono decine di appartamenti, che hanno avuto un boom negli ultimi anni anche, ma non solo, in Sicilia. In questa situazione che cosa fa l'AMAP? Pensa bene di rincarare la bolletta proprio a pochi giorni dal Natale. Arriva una stangata per il conguaglio dei consumi di acqua del 24 e del 25. In pratica una famiglia passa da 20 a 100 euro, un locale commerciale da 500 a 1000 euro. L'aumento approvato dall'ARERA lo scorso luglio ha effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio dello scorso anno e il conguaglio è in molti casi davvero oneroso. Delle cause sulla finanziaria vi abbiamo già parlato, parliamo ancora della Fiamma Olimpica che ieri ha attraversato Catania con un percorso di circa 10 km, vi abbiamo raccontato gli scontri ma c'è stata anche una grande festa per applaudire i tedofori, ne vediamo qua alcuni. I 3 campioni sono questi qua sopra: Salvatore Cavallaro, Tania Di Mario e Carmelo Musumeci. Un evento importante perché l'unico precedente del passaggio della fiaccola era avvenuto 65 anni fa per i giochi di Roma 60. E c'è il ricordo di un tedoforo dell'epoca, mentre su Repubblica c'è la testimonianza di Miriam Silla, tedoforo in Sicilia, che ha accompagnato la fiaccola fino a Catania e ha detto: mi è sembrato di tornare ai tempi dell'oro di Parigi. Andiamo avanti, siamo nelle pagine dedicate a Palermo del quotidiano La Sicilia, con tante notizie di cronaca. Data alle fiamme da un abusivo, pochi giorni dopo questa casa è stata sistemata in tempi record e assegnata ad un nuovo occupante. Poi vediamo qui invece questa immagine di un incendio appiccato nei boschi, in 4 sono stati pizzicati e denunciati, fra loro c'era anche un'anziana con il bastone. Andiamo avanti, qui siamo alla cronaca invece di Catania con i medici che premiano lo studente eroe che ha salvato un bagnante, e poi la solita truffa agli anziani, vittima in questo caso una novantenne che è caduta nelle grinfie dei truffatori, nonostante le tante avvertimenti che diamo sia nei giornali, telegiornali che con le forze dell'ordine, ma a quell'età è facile farsi prendere dall'emotività. Uno dei truffatori si è finto appartenente alle forze dell'ordine usando l'ormai famosa tecnica del finto incidente
incidenti ha inviato un complice a prendere soldi e gioielli del valore di ben 30.000 euro. Il giovane è stato identificato e denunciato per estorsione, mentre in città si moltiplicano le spaccate natalizie. Nel giro di pochi giorni ci sono stati ben 2 colpi a danni di negozi di telefonia e tempo di regali. C'è chi purtroppo sceglie per idoni i mercati illegali, una pratica da non sottovalutare che foraggia le azioni criminali come appunto queste 2 spaccate, una a Piazzale Michelangelo fallita miseramente perché i telefonini rubati erano solo riproduzioni da esposizioni, il secondo invece a San Giorgio ha fruttato un bottino di ben 70 cellulari. Siamo in chiusura, Winter Books, il libro si riprende la scena da oggi a domenica, un evento culturale che vede la Zisa, la fiera delle case editrici. Ed era appunto l'ultima notizia, noi ci fermiamo qua, grazie per averci seguito a tutti, una buona giornata.